Buongiorno da Cavarzere, siamo con l'assessore Mattia Vernello. Buongiorno. Perché siamo alla seconda edizione. Assessore, faccio vedere il colpo d'occhio. Tante persone, avete una bella giornata e niente. È stata una giornata vincente questo, perché il sole comunque aiuta sempre, aiuta anche le persone a uscire e stare in compagnia. Le immagini parlano chiaro. Proviamo a seguire. Andiamo a fare un giretto, qua vedete anche la rappresentazione, questi si chiamano il gruppo I Cainassi, che è una rappresentazione storica per quanto concerne le varie attività di una volta, i mestieri antichi di una volta, Leandro, ecco. Sono di Cavarzere? No, è di un gruppo verso la provincia di Rovigo. Qua invece abbiamo un gruppo di Cavarzere che fa modellismo in questo caso. Sono giovani ragazzi, un mix sia di Cavarzere ma anche in provincia di Rovigo, in provincia di Padova, che hanno voluto esporre i propri modellini. Invece andando più verso di qua abbiamo invece il vero e proprio anima, cuore, ecco, della giornata di Cavarzere in fiera Agri Cavarzere, la seconda edizione, Leandro. Ecco, io volevo fare i complimenti per il carnevale. Sono stato qua, 5.000 persone, complimenti. I complimenti, ti interrompo, vanno sicuramente alla Proloco, perché buongiorno Franco. Perché sicuramente la Proloco è il cuore pulsante, ecco, della nostra città, e vanno i miei ringraziamenti, ma devo anche dire grazie anche a un'intuizione che abbiamo avuto l'anno scorso di cercare di svecchiare quella tradizione del carnevale e di riproporlo in notturna. Quanto bello erano i carri in notturna, meravigliosi. No, decisamente un colpo d'occhio. Quando ho detto 5.000 persone non ho detto tanto per dire, erano veramente effettivamente. Ufficializzo quel dato, 5.000 persone sono tantissime per Cavarzere, una meraviglia. E poi adesso guarda, ti mostro un po' gli stand. Voglio, ecco, in questo caso ringraziare la CIA Agricoltori, la Confagricoltura, la Coldiretti, la Proloco anche in questo caso, perché comunque come vedi questi stand sono chilometro zero, ovvero i produttori da casa propria portano i prodotti qua in piazza, quindi ecco, per noi è un valore aggiunto. Anzi, voglio anche ringraziare le mamme delle scuole appunto elementari che hanno portato anche loro il loro stand per come si fa l'invasamento. Abbiamo un altro assessore, buongiorno assessore. Ilaria Turatti è occupata al telefono. È occupata, la lasciamo stare. Abbiamo anche il sindaco qua con l'onorevole Andreuzza, ecco. Buongiorno. Quindi abbiamo anche l'onorevole Andreuzza. Buongiorno onorevole, buongiorno sindaco. Allora, colpo d'occhio bellissimo, complimenti. Buona festa dell'agricoltura. Brava. Ha fatto sbocciare la primavera a Cavarzere, vedi? Sindaco, qua ci stupite sempre con effetti speciali, e prima il carnevale e poi questa festa qua. Diciamo che abbiamo una Cavarzere ricca di eventi, abbiamo fatto il botto la settimana scorsa con il carnevale, che è stato un successo a livello regionale perché avevamo gente da tutte le parti, e oggi insomma con la fiera agricola, la sua seconda edizione, siamo molto contenti perché la risposta è molto numerosa, gli stand sono stati presi d'assalto, ci auguriamo che anche nel pomeriggio ci sia tanta gente, diciamo che la giornata ci aiuta, effettivamente è una giornata primaverile molto, molto calda, e quindi speriamo insomma che ci sia tanta gente anche per tutta la giornata. Grazie sindaco. Onorevole, cosa le sembra di questo colpo d'occhio? Che dire, l'agricoltura porta vita e Cavarzere dimostra proprio di essere viva, di rispondere bene. Poi sappiamo insomma che sicuramente tutti questi stand hanno da offrire delle eccellenze insomma meravigliose dei nostri territori, e pertanto tutti i cittadini, i visitatori saranno sicuramente soddisfatti di quello che potranno trovare nei banchetti, magari anche facendo due parole con i produttori che raccontano le loro aziende, come si trasformano i prodotti. Insomma, diciamo che è un evento che non è solo vendita, ma è molto molto altro. Grazie onorevole, mi vendo la sua frase, l'agricoltura porta felicità, gioia, Vita. Me la vendo. Grazie. Mattia, continuiamo il nostro viaggio. Porto invece dai veri organizzatori anche di questa manifestazione, che sono, eccoli qua, che sono il vero cuore pulsante di questa manifestazione. Abbiamo la Coldiretti, CIA Agricoltori e Confagricoltura. Io direi di fare una piccola intervista a loro. No, ma sai cosa? È già difficile che trovarli tutti e tre insieme. Sì. E che non si
No, Cavarzere, perché se no si pizzica un pochino. Avete appena finito, no? Perché di solito è difficile trovarvi così tranquilli. Allora, vocazione agricola di Cavarzere, non solo, tra l'altro anche vocazione industriale, è una città abbastanza viva. Sì. Però, ve lo devo chiedere, qua siamo in una festa, cos'è il momento agricolo più preoccupante in questo momento? E lo chiedo a tutte e tre le confederazioni. Attualmente l'aumento dei costi di produzione assolutamente, e purtroppo anche la vendita, cioè il prezzo troppo basso dei prodotti che vengono ceduti, che vengono venduti, quindi un basso riconoscimento a quello che è il prodotto dell'agricoltore, insomma, ecco. Confermate anche voi come... Il dramma è che la domanda è talmente scontata e la risposta altrettanto, quindi il reddito degli agricoltori è in grande discussione. Aggiungici anche tutta la partita legata al cambiamento climatico, quindi incertezze legate all'Europa, perché i rapporti con la normativa europea sono uno degli elementi che hanno messo in difficoltà gli agricoltori, quindi Covid, Ucraina, abbiamo avuto un cocktail di azioni che sono state devastanti. Rialzarci non è semplice. Resta da aggiungere il crollo dei prezzi determinate dalle importazioni eccessive di prodotto dall'estero poco controllato e i problemi della burocrazia incessante che preme sul mondo agricolo, ormai diventata ingestibile, che è una zavorra per la gestione amministrativa delle aziende. Vi ringrazio. Allora, da cittadino, vedervi insieme penso sia una delle soluzioni per risolvere tante cose. Quindi complimenti a Cavarzere che è riuscito. Mattia, complimenti a loro, ci sei riuscito, bravo. Complimenti a loro. Bravo, ci sei riuscito, non è cosa facile. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Beh, concludiamo in giro, insomma, qua come vedi abbiamo altre attività, sempre Confagricoltura, come vedi, abbiamo anche il consorzio agrario di Cavarzere, abbiamo le cantine, insomma, anche di Conag, e quindi fa sempre piacere, insomma, avere qua con noi, ecco, quindi evviva questi prodotti, perché veramente, ripeto, sono a chilometro zero. Allora Mattia, adesso noi interrompiamo la nostra diretta. Certo. Siete aperti anche nel pomeriggio? Siamo aperti nel pomeriggio fino alle ore 19, e voglio ricordare che anche giù in Via dei Martiri, Piazza della Repubblica, abbiamo il Luna Park, quindi i bambini sono bene accetti. Grazie Mattia, da Cavarzere, davanti al Palazzo Municipale. Abbiamo trovato il sindaco, abbiamo trovato tutti. I rappresentanti delle confederazioni, un onorevole. Quindi bella festa, bella giornata e complimenti. E viva Cavarzere! E viva Cavarzere, grazie Mattia. Grazie.